Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Scontri allo stadio di Padova, 11 arresti e 17 Daspo, 3 dei teppisti coinvolti anche negli incidenti dove morì Raciti, il sindaco trentino, atti che danneggiano l'immagine della città. A Palermo la protesta degli agricoltori arrivati da ogni parte della Sicilia e da altre regioni del sud, in un documento consegnato al presidente Schifani le loro richieste. Salvini a Catania rilancia sul ponte la prima pietra nel 2024 e polemizza a distanza con la Schlein. Io voglio costruire, lei no. Ellis Line a Messina, no al ponte, sì a una nuova mobilità per lo stretto. Cresce la metro a Catania, inaugurati i lavori del primo lotto della tratta Mister Bianco Centro Paternò. Al via a Catania il Sicily Business Forum, centinaia di aziende a confronto, tra gli ospiti Paolo Borzacchiello, il presidente di Confindustria Sicilia, Vecchio, ai giovani e alle donne più ruoli di responsabilità nelle imprese. Per fronteggiare il diffondersi di aggressioni e violenze sulle donne, a Catania la CGIL organizza corsi di autodifesa femminile. Calcio, rischio porte chiuse al Massimino anche per la gara tra Catania e Giugliano. Il Messina va all'assalto del Foggia per agganciare il treno play-off. Bentrovati. La guerriglia di Padova e le sue pesanti conseguenze. 11 arresti e 17 Daspo. 3 ultra protagonisti all'Eugenio erano stati già fra le persone coinvolte negli scontri che costarono la vita all'ispettore Raciti. Il sindaco di Catania Trentino dice sono atti che danneggiano l'immagine della città e ci va pure di mezzo la tifoseria vera. Tonino De Mana. 11 arresti, 8 feriti, in via di miglioramento 17 Daspo, ma oltre ai numeri della guerriglia di Padova fa scalpore ed indigna la notizia che 3 ultracatanesi coinvolti negli scontri all'Euganeo avevano già preso parte il 2 febbraio 2007 ai Tafferugli che costarono la vita all'ispettore di polizia Filippo Raciti. Una ferita che non si rimargina e che macchia ancora una volta l'immagine di Catania. Non le manda a dire il sindaco trentino che ha voluto manifestare tutto il suo disappunto. Ci vanno di mezzo come al solito la tifoseria vera e l'immagine di Catania. Il solo risultato è l'aver screditato la reputazione della nostra città, penalizzando migliaia di tifosi. Abbiamo compiuto sforzi importanti per ridare dignità al nostro stadio, ha precisato Trentino, ed invece assistiamo ad atti inqualificabili come quelli di Padova. Sulla follia ultra ha preso la parola anche Fabio Capello, intervenuto a Buongiorno Sicilia. Sono pochi a cui i giocatori, tutti quanti hanno dato importanza e siccome si sentono potenti e nessuno può toccarli, commettono queste sciocchezze che poi ricadono su tutti coloro che vorrebbero andare allo stadio a vedere uno spettacolo e divertirsi. E invece ci sono questi che lo fanno di mestiere e questo era il problema. I 17 Daspo hanno raggiunto gli 11 arrestati protagonisti dell'invasione di campo, nonché 6 ultracatanesi filtrati alla stazione ferroviaria di Padova prima di far rientro in Sicilia e trovati in possesso di fumogeni, petardi e bombe carta. Tra gli arrestati anche un quarantenne, già destinatario di Daspo nel 2015 e nel 2017. Ci troviamo di fronte a veri e propri professionisti degli scontri, ha affermato il questore di Padova Odorisio. In casi gravi i Daspo agli stati dovrebbero essere a vita. Ancora in strada a manifestare gli agricoltori siciliani lamentano il netto aumento dei prezzi e il declassamento del prodotto siciliano per favorire l'importazione dall'estero, come per esempio per il grano. Li abbiamo incontrati ed è andato per noi Marco Gullà. Una protesta, quella degli agricoltori allevatori, che non conosce titoli di coda. Ancora una volta è Palermo il teatro della manifestazione, con agricoltori che sono arrivati da ogni parte della Sicilia, ma anche dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Basilicata. Una sfilata senza trattori, ancora una volta non autorizzati. Capolinea Palazzo d'Orleans per consegnare un documento al presidente Schifani con tutte le richieste degli agricoltori siciliani. Basta con l'importazione di prodotto non italiano, non siciliano, abbiamo prodotti ottimi qua e dobbiamo valorizzare i nostri prodotti. Un altro punto che gli agricoltori hanno inserito nel documento è la qualità del prodotto, come il grano che paradossalmente viene importato da altri paesi, declassando invece quello siciliano qualitativamente superiore. A guardare i campioni che hanno preso la forestale a Pozzallo l'altro giorno, non è di qualità. In una mano c'erano 5 chicche di grano verde.
quindi le micotossine sicuramente erano abbastanza alte. Però è nei limiti di legge perché l'asticella è messa a 1750. Produciamo in perdita, non riusciamo a fare il reddito con prodotti che abbiamo sani e genuini e non sappiamo più che pesci prendere sinceramente, perché anche il buon Dio sinceramente si ci sta mettendo pure un pochettino contro. Abbiamo anche un'annata siccitosa quest'anno, veniamo da un'annata altrettanto siccitosa che quella dell'anno scorso. E poi altro problema, il netto aumento dei prezzi. Praticamente i concimi non si possono acquistare più, i mangimi per gli animali non si possono acquistare più, fieno per il tempo brutto purtroppo che abbiamo tra la siccità e le annate abbastanza forti di pioggia, dove arrivano bombe d'acqua e distruggono tutta la nostra produzione di foraggio, e siamo all'estremo proprio, non abbiamo più alcun alimento da dare ai nostri animali, siamo al collasso proprio. A Belpasso il ministro delle infrastrutture Salvini, polemico contro la segretaria del PD Elly Schlein. Io voglio costruire, lei vuole fermare i lavori. E su Stancanelli nelle liste della Lega dice è una risorsa, lo incontrerò a breve. L'intervista è di Luca Ciliberti. Il ponte con i 30 miliardi che stiamo investendo sulle strade, le autostrade, le ferrovie, le metropolitane in Sicilia e gli altri 30 in Calabria cambia la vita. Io penso che siciliani, calabresi, ma italiani in generale, fra qualche anno toccheranno con mano che stiamo facendo quello che i nostri genitori fecero per l'Italia nel secondo dopoguerra, rimboccandosi le maniche con l'autostrada del sole. Elly Schlein sarà proprio a Messina per dire no a questo ponte insieme a tanti altri comitati. No, lo so, era con me in aereo. Abbiamo scherzato, io le ho detto io vado per costruire, tu vai per fermare, è il bello della democrazia. Non capisco come si possa dire di no a delle opere pubbliche che creeranno decine di migliaia di posti di lavoro per operai, per ingegneri, per tecnici, per commercianti, che saranno un'opportunità per gli studenti, per le famiglie, però è il bello della democrazia. Qualcuno dice che non bisogna fare infrastrutture. Per me, per la Lega, per il ministero che dirigo, le infrastrutture servono in Sicilia come in tutta Italia. Ministro, c'è una partita aperta per le europee tra voi, Forza Italia, Fratelli d'Italia. Le faccio anche un'altra domanda, che questa è in chiave più regionale. Si fa molto più spesso il nome di Raffaele Stancanelli, europarlamentare uscente nelle liste della Lega. Lei che ne pensa? Lo conosco non da adesso ma da anni, l'ho incontrato più volte e ne ho grande stima per come ha difeso la sua città, la sua regione e l'intero paese. Ci parleremo, ci incontreremo, se si ritenesse che fra la Lega, Raffaele e anche altri esponenti che hanno avuto altre esperienze ci possa essere un percorso comune, perché no, l'abbiamo fatto in un'altra zona con Aldo Patriciello, che ha combattuto per anni con Forza Italia, adesso ha condiviso l'idea di Europa e di futuro della Lega. Per quello che mi riguarda la competizione non è all'interno del centrodestra. L'apertura del cantiere del ponte prima o dopo le europee? No, a me interessa aprirlo, non apro i cantieri in base alle scadenze elettorali, mi sono impegnato ad aprire i cantieri entro il 2024, tutti ridevano, vediamo alla fine del 2024 chi ride, io penso che sorrideranno gli italiani. Ed Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, conferma il no al ponte. A Messina dice sono per ascoltare la gente, serve migliorare la mobilità adesso e non fra 20 anni. Francesco Triolo. Proprio davanti allo stretto per ascoltare la gente, per ribadire il no all'investimento del ponte, per costruire risposte alternative alla struttura. Sono stati questi i messaggi lanciati dalla segretaria nazionale del Partito Democratico Elly Schlein nella sua breve tappa messinese. La location scelta è quella del lungomare di Torrefaro, proprio dove sorgerà il ponte. Continuiamo a pensare che in questa terra, in Sicilia, serva come in Calabria anzitutto un grande investimento per migliorare la mobilità adesso, non tra 15-20 anni con un progetto dannoso e anacronistico come questo. Adesso le persone che incontriamo ci raccontano la difficoltà di spostarsi con le strade in questo stato, la difficoltà di spostarsi che con ferrovie che non sono all'altezza del 2024. I siciliani, i calabresi non sono cittadini di serie B, meritano investimenti adeguati. E invece la strada che è stata scelta nel silenzio dei presidenti di queste regioni, che sono dello stesso colore politico di questo governo, è stata fatta addirittura sottraendo risorse FSC che potevano e dovevano finanziare altri progetti infrastrutturali
più stringenti, più urgenti, più importanti per questo territorio. Accompagnata dal segretario regionale Anthony Barbagallo, la Schlein ha ascoltato i residenti, quelli su cui pende il rischio di esproprio. Sollecitata sulle prossime elezioni europee, la segretaria PD ha detto che la sua ambizione è quella di creare un'alternativa alla maggioranza, ma non ha sciolto le riserve su una sua candidatura. A Catania cresce la metropolitana, è stato aperto il cantiere tra Misterbianco e Paternò, un'opera da 730 milioni con 6 chilometri di galleria, ma non c'è il collegamento con la città. I lavori tra Montepo e Misterbianco non sono ancora partiti. Luca Ciliberti. Inaugurati i lavori del primo lotto della metro Misterbianco Centro Paternò, si tratta di 11,5 km di percorso per il 50% interrato in galleria attraverso 3 comuni, Misterbianco, Belpasso e Paternò, con 5 stazioni da realizzare. A regime, quando avevamo raggiunto completato l'intervento, ha realizzato tutte quelle che sono le fermate, i sistemi di interscambio modale, fino a 60 milioni di viaggiatori l'anno. L'orizzonte temporale di riferimento è il 2026, probabilmente per l'aeroporto andremo anche fino al 2027, però oramai i cantieri ci sono, i contratti sono stati stipulati, ci sono anche i finanziamenti, quindi possiamo parlare di una programmazione sostenibile. La tratta rappresenta l'ultima sezione, il completamento dell'intera linea metropolitana lunga complessivamente 30 km che collegherà Paternò con Catania e il suo aeroporto. L'importo dell'intervento complessivo affidato mediante accordo quadro è di 729 milioni e mezzo di euro con fondi del PNRR, il tempo stimato per la sua realizzazione è di 35 mesi. Una tratta che però rischia di rimanere isolata per la mancanza del tratto di collegamento tra Montepo e Misterbianco. I lavori sono fermi per un contenzioso tra la ferrovia Circumetnea e la ditta che deve realizzare l'opera, la stessa che blocca la tratta Stesicoro-Fontanarossa. Benvenga l'inizio di questa grande opera. Siamo contenti e soddisfatti che il vice premier venga qui tra i paesi di Misterbianco, Motta, Piano Tavola, Belpasso, su Piano Tavola in questo caso, Belpasso e anche la città di Catania, vedo l'assessore, però staremo attenti e staremo con fiato sul collo, lo dirò anche al Ministro, sui lotti che mancano, perché non possiamo permetterci una potenziale opera incompiuta. A Catania ha preso il via il Sicily Business Forum, centinaia sono le aziende che si stanno confrontando, ci colleghiamo subito con Emanuela Corsi. Sì, Adelaide, dicevi bene, un tavolo, un confronto aperto tra aziende, il Sicily Business Forum, il più grande evento del Sud Italia dedicato proprio al business. Questa è la seconda edizione, noi siamo in compagnia del CEO di Plurimpresa, Attilio Parisi, che insomma ci parla un po' dell'edizione dell'anno scorso che è stato un grande successo e poi quali sono gli obiettivi di quest'anno. Si è detto bene, la seconda nasce proprio dal successo della prima edizione che ha registrato un sold out già un mese prima dell'evento. Quest'anno abbiamo replicato e quindi il piacere è quello di rinnovare un appuntamento che fondamentalmente ci consente di creare delle occasioni di confronto e dare degli spunti di sinergia a imprese, istituzioni e associazioni di categoria che sono massicciamente presenti oggi a rappresentare quel tessuto imprenditoriale e istituzionale che ha bisogno oggi di non solo appunto condividere opportunità, ma di dare al territorio opportunità nuove, diciamo, di sviluppo. Lo facciamo insieme a una parterre di speaker, di relatori di livello nazionale, perché approfondiamo 2 temi importanti come quello della transizione energetica e della digitalizzazione. 2 temi che oggi purtroppo vedono la Sicilia decisamente indietro rispetto al panorama nazionale, e che quindi è importante ribadire in termini di necessità, soprattutto perché con tutte le risorse disponibili attraverso i bandi del Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, il PNRR, nonché tutti i fondi europei disponibili, è importante trasferire l'idea di qualcosa che esiste ma che ancora, diciamo, non è abbastanza conosciuto dalle imprese in termini di opportunità di sviluppo. Bene, un programma ricco di eventi, i lavori sono partiti questa mattina alle 9:30 con dei relatori d'eccezione, ricordiamo mister Fabio Capello, ma non solo, tra poco è atteso Carlo Cottarelli, c'è una breve pausa, i lavori riprenderanno tra pochissimo, appunto il primo intervento sarà proprio quello dell'economista e professore Carlo Cottarelli, ma ci sarà anche l'intervento di un altro relatore tanto atteso, Paolo Borzacchiello, che noi abbiamo sentito qualche
qualche minuto fa. Lui parla dell'importanza della comunicazione un po' in tutti i settori, ma soprattutto nel mondo del business. Noi lo sentiamo e ti restituisco la linea, Adelaide. L'intelligenza linguistica è la capacità di usare le parole che producono risultati che noi desideriamo produrre. Quindi usare le parole con cognizione di causa, fare cose con le parole e fare business. Come si impara questa strategia? Allora, ci sono libri, scritti tra l'altro da uno che se la cava anche abbastanza bene in questo campo, potreste cominciare con i miei per esempio, e poi ci sono corsi, studi, insomma è un mondo molto ampio, molto anche divertente, molto interessante, perché scoprire cosa fanno davvero le parole sul cervello di chi ci ascolta, clienti, colleghi, imprenditori, manager eccetera, è sicuramente oggi più che mai tra l'altro una sfida importante. In questo possiamo dire che gli americani sono stati un po' i pionieri, sono stati i primi a capire che comunque la comunicazione vincente era una grande arma. Sì, assolutamente sì. Infatti io ho cominciato a studiare quando avevo 23-24 anni e i primi corsi erano soltanto in America, i primi libri erano soltanto quelli che riuscivamo a importare dall'America, sono stati molto avanti da questo punto di vista. E in Italia come siamo messi? In Italia adesso abbastanza bene. Cosa non si deve fare mai per quanto riguarda la comunicazione? Allora, per quanto riguarda la comunicazione in particolare applicata al business, mai parlare come parlano gli altri. Ed è una cosa che sembra facile, ma in realtà basta andare su LinkedIn a dare un'occhiata, sono tutti leader di mercato, sono tutti i più bravi, per tutti il cliente al centro, la qualità è importante, cioè il concetto di base è che se usi le stesse parole che usano tutti gli altri, sarai considerato come tutti gli altri. Breve pausa, ci vediamo tra poco. Il giallo di Favara nell'Agrigentino, dubita il padre di Jessica Lattuga che i frammenti di ossa ritrovati dagli operai in un'abitazione possano essere della figlia che è scomparsa nel nulla 6 anni fa. Occorrerà adesso l'esame del DNA per chiarire tutta la vicenda. Davide Sardo. A Favara è giallo dopo la scoperta di alcune ossa verosimilmente umane nel corso di lavori di ristrutturazione in un appartamento disabitato di uno stabile in via Luigi Laporta nel centro storico. Immobile e frammenti ossei sono stati sequestrati dai carabinieri. Sarà estrapolato il DNA. Al lavoro sono gli specialisti del RIS di Messina. L'inchiesta è coordinata dal procuratore di Agrigento Giovanni Di Leo. Si indaga ad ampio raggio, si ipotizza anche che i frammenti siano stati dissotterrati, seppelliti e poi riemersi tra dei calcinacci e forse con consapevolezza. Sono ascoltati gli operai al lavoro e non solo. Via Laporta è a circa 70 metri dall'abitazione dove ha dimorato Jessica Lattuga, la donna che adesso avrebbe 34 anni, madre di 4 figli, di cui non vi sono tracce dall'agosto del 2018. Nell'abitazione con il padre anche il fratello Vincenzo, già indagato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della sorella, e poi morto per overdose di eroina il 20 giugno del 2023. Il padre, Giuseppe Lattuga, dubita che le ossa appartengono alla figlia. Non penso che la uccidevano, che la seppellivano qua a Jessica. Insomma, questi piccoletti ossa, insomma noi che abbiamo ossa minimo di mezzo metro, sia il ginocchio sia il corpo di sotto. Escludo che siano magari ossa antiche. Secondo quanto ha ipotizzato la procura di Agrigento, Jessica Lattuga sarebbe stata uccisa al culmine di una lite scaturita dallo stato di ubriachezza di lei. Nella casa del padre di Jessica, eccola angusta e ristretta, dove hanno vissuto sia lei che il fratello Vincenzo, sono state trovate le tracce ematiche riconducibili a Jessica. La Guardia di Finanza di Milazzo ha scoperto 16 imbarcazioni non dichiarate al fisco dai proprietari italiani e battenti bandiera di Francia, Belgio, Polonia e Regno Unito. Valgono oltre 8 milioni e mezzo di euro. Tra i proprietari segnalati e sanzionati anche uno skipper professionista. Una lezione di autodifesa organizzata dalla CGIL di Catania perché le donne possano sentirsi più sicure in un'epoca in cui aumentano aggressioni e femminicidi. L'istruttrice dice: io alleno prima il corpo e poi la mente. Roberta Lunghi. Questo è lo strangolamento classico, quindi scendo, colpo, questo giro, giù.
L'autodifesa per sentirsi più sicure. Alla prima lezione che vi mostriamo, organizzata dal centro Elvira Colosi della CGIL di Catania, ci sono donne di tutte le età e con diverse esperienze di vita. È solo il primo di un calendario di iniziative collegato al Centro Donne. Noi abbiamo voluto dar vita a un centro donna che è un centro ascolto per tutte le donne che si sentano minacciate da situazioni di violenza, di molestie, di discriminazione nei luoghi di lavoro. Molestie, aggressioni e femminicidi in aumento. Oggi più che mai sapersi difendere è fondamentale e le donne lo sanno. Non c'è più la sicurezza di una volta e saperne qualcosina in più male non fa. Mi piace molto l'idea di essere preparate, perché se una conosce delle tecniche ha meno paura e già, come diceva prima, avere paura ti blocca. Le è mai successo di dover avere bisogno di difendersi? Sì, a me è successo da ragazza, è stato difficilissimo ma ci sono riuscita. 1, 2, 3, 4. Ecco dunque le zone sensibili, quelle da colpire in caso di aggressione. Occhi, naso, gola, genitali, cartilagini. Per intenderci, la mano va qui, naso, quindi con questa parte prendo il naso, con questo vado sugli occhi. Ci sono le mosse base, ma l'autodifesa non è solo un fatto fisico. A parte insegnarti come difenderti, non solo fisicamente, ma mentalmente. Una lezione non basterà, quindi magari continuerà. Spero di sì, di poterlo fare e invito comunque anche altre donne di poter fare questo percorso perché è un qualcosa di bello, ma soprattutto sostenerci fra noi donne. Quando c'è un bisogno, non voltarsi mai dall'altra parte. Bocciata dal governo nazionale la norma sugli aiuti per i figli di donne vittime di femminicidio. Giulia Lazzara ne parlerà oggi a Focus, in onda alle 14:30 dopo il TG in streaming sulla siciliaweb.it. Ospiti Laura Castelli, presidente di Sud Chiama Nord, Giovanna Zizzo, vittima del marito che ha ucciso la figlia, e Anna Bonelli della cooperativa Etnos, responsabile della struttura di accoglienza per donne vittime di violenza a Caltanissetta. Potete inviare le vostre domande alla linea WhatsApp 342 74 55 005. Adesso una pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Ed eccoci alla pagina dedicata al calcio giocato. A Torre del Greco il Catania cerca punti salvezza per evitare di trovarsi invischiato nella bagarre dei play-out. Zeoli cerca di isolare la squadra da verificare le condizioni di Bois e Tello. Salgono le quotazioni di Di Carmine. Tonino De Mana. Ora più che mai bisogna isolarsi. Dopo la sfortunata parentesi in Coppa Italia con il Catania, che si giocherà tutto il 2 aprile ma senza il supporto del Massimino, Zeoli sta lavorando più sulla testa che sulle gambe dei giocatori per trovare la concentrazione necessaria in vista della decisiva sfida contro la Turris. Una trasferta vietata ai tifosi etnei su decisione del CAMS, che ha addirittura proposto la chiusura del Massimino anche per la gara di campionato contro il Giuliano. A tal proposito la società etnea ha sospeso la prevendita dei tagliandi. L'ultima parola spetterà adesso al prefetto di Catania, Maria Carmela Librizzi. Ed ora il calcio giocato con la squadra rossa-azzurra che non può permettersi di sbagliare contro la Turris, che occupa attualmente il quintultimo posto che vale i play-out. È quasi l'ultima spiaggia per i campani, che in caso di vittoria dimezzerebbero lo svantaggio proprio dagli etnei. Tutto questo a discapito del Catania, che si ritroverebbe invischiato nella bagarre salvezza con la beffa di vedersi vanificare il percorso di Coppa Italia e quindi la possibilità di giocare i play-off. Zeoli tiene sulla corda il gruppo e per la sfida del Liguori dovrà valutare le condizioni di Bois e Teio. Probabile impiego dal primo minuto per Welbeck, squalificato per un turno in Coppa. Sulla via del pieno recupero Di Carmine, che, schierato Leuganeo, potrebbe partire dalla panchina ed entrare eventualmente a gara in corso. Indipendentemente da chi scenderà in campo, serviranno cuore, polmoni e testa per uscire indenni da Torre del Greco e cercare di archiviare almeno la pratica salvezza. Turris Catania, in programma domenica alle 14, sarà diretta da Andrea Zanotti della sezione di Rimini. E dopo 2 trasferte consecutive il Messina torna domani pomeriggio al Francoscoglio per ospitare il Foggia. In palio punti pesanti per i play-off. Sergio Colosi.
È la sfida per giocarsi l'accesso ai play-off, fondamentale ma non decisiva. Per l'incontro con il Foggia in programma domani alle 14 al Franco Scoglio, il Messina può contare sulla migliore formazione, scortato dall'entusiasmo di un pubblico più numeroso del solito. Due fattori di non poco conto per una squadra che in questa stagione ha alternato momenti difficili e di grande rilancio. Adesso c'è la possibilità di chiudere il discorso salvezza e rientrare nello sprint finale per i play-off. Di fronte però un Foggia motivato che in classifica ha un punto in più dei giallorossi e ha vinto 5 delle ultime 7 gare, fermando domenica scorsa anche la capolista Juve Stabia, sconfitto soltanto dal Benevento. Numeri simili tra chi va a 1000 e chi invece, pur facendo molto bene come il Messina nel 2024, non vince da 3 giornate. Abbiamo visto giocare il Foggia, è una buona squadra organizzata e sicuramente incontrarlo in questo periodo non è una bella cosa perché hanno fatto molti risultati utili consecutivi e poi si vede che sono in salute. Noi ce la metteremo tutta anche perché noi siamo anche in un buono stato e quindi ce l'andremo a giocare a viso aperto davanti ai nostri tifosi. Modica valuta sistema di gioco e uomini, l'abbondanza gli dà margini di scelta e il tecnico di Mazzara ha dimostrato qualche volta di non mancare di fantasia. Dalla presenza o meno di Emmausso, che ha scontato le 2 giornate di squalifica, dipende la scelta del modulo e l'utilizzo degli under che dovrebbero essere Ortisi, Frisenna e Zunno. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.